Salut, des dernières étapes des Compacui dans la Pieve di Douani en Balagne. Aujourd'hui, direction le village de Belgodère. Nous allons à la rencontre d'un éleveur caprin, Bernard Agostini. RCFM e Campacui. Io sono sempre stato così, ho pensato che un morcio buono era pastore nasco, hanno sempre fatto così. Io sono sempre stato appassionato per questo mestiere. Portanto mo buono, manco per rie che lo facevo questo mestiere. E io bevo passare cave, pecore, mi piace, è sempre così, è sempre stato, posso mica fare. Sono sempre stato attirato per questo mestiere. Io sono di Agosta. Imo archivo buono e a mamma falava d'asco sino origine con le pecore e colava montagnava su nasco e montagnava su nasco da asco sino origine. Io mi sono giunto qui per la nostra casa era appena troppo di a agosto, dunque mi compro un bergoe. Allora qui si va a giocare a Giuvresco, infatti diemo, mi mette o gadiado onde va togliere dopo che c'hanno un zero e da un zero famo brucio ma fa un boghi bruci io faccio sempre caju fresco io sto tradizionale io faccio caju fresco brucio e cajuetto caju di un mese e mezzo 2 mesi maximum metti in de drole e dopo le mavassa de ugagile gerebo noi facciamo assai eventi facciamo un boghi miaccioli begno brucio cuciniamo gabretto in eau, sempre, facciamo gabretto, voilà, tout ce qui est mariage, baptême, fiere, dello giriamo. Come progetto è sempre lo stesso, di avanzare appena a onda, lo sviluppo e l'esportazione e poi noi vogliamo sviluppare o geremo la trasformazione. La trasformazione di beignet, di miaccioli, di fiaone, tutti qui. C'est ainsi que s'achève les Compacui dans la Pieve di Douani. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un autre territoire. RCFM e Campacui.